Dej, Vesna. Vesna Humar je ženska, ki veliko govori, ki veliko piše in ki se veliko smeji. Vesna Humar è una donna che scrive, parla molto e ride molto volentieri. Če bo Nova Gorica Evropska prestolnica kulture skupaj z Gorico, bo vsak dan tu na desetine dogodkov, razstav, koncertov, delavnic. Če zmagamo, bo lahko vsak občan našel način, da se vključi v dogajanje, hkrati pa bo lahko tu videl imena in dogodke, ki bi jih sicer lahko videl samo v največjih mestih. Quindi sarà veramente una festa questo anno della Capitale Europea della Cultura se riusciamo a vincere. Tantissimi eventi piccoli co-creati dai cittadini e anche eventi grandi con nomi di importanza e rilevanza globale che di solito vediamo solo in grandi città. Imeti dobro zgodbo, imeti vznemirljiv umetniški program, ki ga do zdaj še niso videli in slišali, imeti načrt, kako spremeniti umetnost v resnični motor razvoja za prihodnost. Quindi avere una buona storia, Nova Gorica e Gorizia ce l'abbiamo, avere un programma artistico entusiasmante e avere un'idea molto chiara di come l'arte possa essere il motore di un futuro sviluppo. Adesso siamo quasi alla fine, siamo quasi al traguardo. Februarja je Evropska komisija Novi Gorici in Gorici že dala zeleno luč za to, da ste se uvrstili v drugi krog. Čez nekaj mesecev bomo vedeli, ali nam je uspelo zmagati. Solo fra un paio di mesi sapremo se abbiamo vinto questo titolo. Po številnih mednarodnih raziskavah vsak evro, ki ga vložimo v Evropsko prestolnico kulture, prinese 4 evre prihodkov. Quindi ogni euro investito nelle capitali europee della cultura porta 4 euro di ritorni. Če bo Nova Gorica Evropska prestolnica kulture, bo k nam prišlo veliko več ljudi, kar pomeni veliko več prihodkov in možnosti za vse vrste storitev, za nočitvene storitve, za gostinstvo, za številne druge dejavnosti in to torej pomeni možnost za vse občanke in občane. Se saremo Capitale Europea della Cultura, i visitatori saranno molti di più e quindi ci saranno molte più opportunità per tutti. Če imate idejo, nam jo pošljite, naša vrata so vedno odprta. Če bomo dobili naziv, bo veliko priložnosti za vse, ki pojete, ki kvačkate, ki hodite, ki tečete, da soustvarjate ta velik dogodek. Sapete qualche idea? Chiamateci, le nostre porte sono sempre aperte e se vinceremo ci saranno tantissime opportunità per tutti quelli che cantate, suonate, correte o fate qualsiasi cosa di creativo. Naša kandidatura ni le za mesto, naše vključeno območje zajema celotno regijo, od izvira do izliva reke Soče. La nostra candidatura non è soltanto per le 2 città, l'area inclusa va dalla sorgente alla foce del bellissimo Isonzo.